Assolutamente inaspettato. Attraverso WhatsApp mio marito mi ha mandato una foto e ho detto uno scherzo. E invece poi era tutto vero, certamente inaspettato. L'investitura oggi, in occasione della Festa della Repubblica, per la consegna ufficiale a Roma bisognerà attendere ottobre. Franca Benini, direttrice dell'Hospice Pediatrico di Padova, è stata nominata dal Capo dello Stato Sergio Mattarella Cavaliere al Merito della Repubblica. Franca Benini nel 2003 ha fondato uno dei primi centri per le cure palliative pediatriche. È nato dalla vita vera. Lavoravo in terapia intensiva neonatale e poi pediatrica e sempre più mi accorgevo che c'è un gruppo di bambini che nel momento escono che dall'ambito critico non finiscono la loro storia, ma ne iniziano un'altra. E da lì abbiamo cominciato prima in 2, poi in 3, poi in 4, in maniera assolutamente volontaria a seguire questi bambini a casa. Poi la regione, prima il Dipartimento di Pediatria ha riconosciuto questa attività, poi la regione e nel 2003 ci ha riconosciuto l'attività e da lì abbiamo cominciato a lavorare in maniera specifica. È nato l'hospice, è nata la rete, è nata la legge ed è nato un movimento non solo nazionale ma internazionale. Che cosa significano le cure palliative per i piccoli pazienti che sono ospitati qui? Le cure per la vita di questi bambini. Molto spesso si sbaglia pensando che quando un piccolo viene appoggiato a un centro di cure palliative debba morire. No, questi bambini hanno una malattia che per ora non ha la possibilità di guarire, ma la medicina, come ha fatto molto finora per guarire molte patologie, sta facendo moltissimo anche per chi non può guarire e quindi ha messo in atto strumenti, farmaci, strategie perché la vita di questi bambini e quindi a ricaduta anche di tutte le loro famiglie sia il più normale possibile. Oggi l'Hospice Pediatrico di Padova è un centro di riferimento veneto e non solo. Segue circa 400 pazienti l'anno. Molti vivono nelle loro case. La sede dell'Hospice conta solo 4 posti, sempre occupati. Per questo in cantiere c'è un progetto di ampliamento che ha bisogno del sostegno di tutti. Il progetto prevede 12 stanze. Ora abbiamo 4 posti letto e sono veramente del tutto insufficienti. 12 spazi molto adeguati, molto belli, che permetteranno certamente di lavorare di più e meglio. Abbiamo bisogno di fondi, certo il Ministero della Salute ci ha aiutato, la Regione certamente sta facendo salti mortali in questo periodo, però ci vuole l'impegno di tutti, un impegno che è un segno a partecipare e Padova e il Veneto c'è sempre stato. Oltre all'impegno economico dobbiamo cominciare a parlare di questi bambini, dobbiamo riuscire a darle voce perché noi possiamo dargli una parte, ma tutto il resto è la società che gli deve riconoscere un ruolo, una storia e perché no anche un futuro.